Gli smartwatch che indossiamo sono realmente affidabili nel registrare i nostri parametri vitali? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e cercherò di rispondere nella maniera più scientifica possibile a questa domanda. È stata recentemente pubblicata sulla rivista Sport Medicine una ricerca dell'Università di Dublino che ha analizzato l'affidabilità degli smartwatch e altri dispositivi indossabili riguardo la valutazione di alcuni parametri biometrici. L'affidabilità dell'utilizzo di questi dispositivi dipende dal parametro biometrico analizzato. Da aritmologo partirei subito con la registrazione delle aritmie cardiache. Praticamente tutti i dispositivi hanno dimostrato un'ottima accuratezza che è arrivata a essere globalmente del 97%, soprattutto per il riscontro e la registrazione della fibrillazione atriale. Un altro parametro biometrico sui quali questi dispositivi sono andati molto bene è la valutazione della frequenza cardiaca. In questo caso l'errore è del più o meno 3%, quindi abbastanza accettabile. Se parliamo invece di variabilità della frequenza cardiaca, un altro parametro molto importante, in questi casi il coefficiente di correlazione varia da 0,85 a 0,99, quindi la forbice in questo caso si allarga. Riguardo la saturazione dell'ossigeno, invece, in questo caso l'errore è stato al massimo del 2%, quindi anche in questo caso molto affidabile. Quindi è stato tutto rose e fiori? Purtroppo no. Ci sono due campi principali dove questi dispositivi non hanno ancora un'accuratezza adeguata. Uno è quello dell'attività fisica e l'altro della valutazione della qualità del sonno. Vediamoli insieme. Prima di continuare però vi invito a condividere questo video e a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Cominciando dalla valutazione dell'attività fisica, vediamo la funzione conta passi che ha un errore che va dal meno 9%, quindi sottostimando i passi, fino a un più 12% in base al dispositivo utilizzato. Ancora, il dispendio energetico valutato in chilocalorie ha un errore che va addirittura dal meno 21%, quindi sottostimando, fino al più 14,76% sovrastimando, anche se la media nel meno 3% sarebbe affidabile, però anche qui c'è una forbice molto varia da dispositivo a dispositivo. Per quanto riguarda la VO2 max, cioè la capacità aerobica, si ha quasi sempre una sovrastima che va dal 15,24% a riposo fino al 9,83% durante l'esercizio. Nell'attività fisica, quindi globale, vediamo che c'è un margine di errore fondamentalmente che va dal 29% fino all'80% in base all'intensità dell'attività fisica. Anche riguardo il sonno, questi dispositivi sovrastimano sia la durata del sonno sia la qualità del sonno di più del 10%. In definitiva possiamo dire che l'accuratezza di questi dispositivi per alcuni parametri biometrici è molto elevata, mentre per altri risulta ancora carente e soprattutto si può ancora migliorare. Tra i principali limiti di questo studio però dobbiamo ricordare l'elevato numero di dispositivi che sono in commercio con le dovute variabilità, ma soprattutto che non c'è una standardizzazione tra i diversi dispositivi, il che li rende difficilmente comparabili tra di loro. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Seguitemi sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube dove troverete altri video di aggiornamento simili a questo. Grazie e buona salute a tutti.